stato un campionato difficile perché a inizio anno non si sapeva ancora quali erano gli obiettivi di questa società, poi una volta passato il mercato di novembre abbiamo puntato decisamente alla vittoria finale, oggi è arrivata, siamo tutti molto contenti, è stato un bellissimo anno, un anno che ha ricreato l'entusiasmo a Barletta per la pallacanestro, speriamo che non venga perso durante questi mesi estivi e anzi venga moltiplicato per partire alla grande di nuovo l'anno prossimo in B2. Ciro Tosetti ha un'incognita sulla maglietta, una X emblematica sul futuro. Di certo il Barletta Basket non potrà disputare il prossimo campionato nella stessa struttura. Sicuramente adesso la società si organizzerà per il futuro, perché questa è una piazza, come sappiamo, di tradizioni cestistiche, insomma, fatto per tanti anni nella Serie B, quindi si vuole organizzare per il futuro. Sicuramente si organizzerà sul mercato, adesso bisogna vedere i giocatori che vorranno rimanere, i giocatori che vorranno andare via, insomma, quindi tirare un po' le conclusioni.